Nelle prime ore di oggi i carabinieri del reparto operativo e del nucleo investigativo del comando provinciale di Agrigento hanno tratto in arresto 3 persone residenti a Licata, a Ravanusa, per numerosi gravi reati di estorsione, furto pluriaggravato, incendio doloso e inquinamento ambientale. Uno di essi è indagato per tentato omicidio in danno di un cittadino extracomunitario senza fissa dimora. Tra essi 2 sono autori in concorso con altri dell'incendio doloso ai danni della ditta Omnia con sede a Licata, che si è verificato il 20 gennaio del 2024 e che ha causato, secondo le misurazioni effettuate dall'ARPA Sicilia, una grave compromissione dell'area per la diffusione di sostanze altamente tossiche in percentuali di gran lunga superiore a quelle tollerate dalle norme e dalle linee guida internazionali in tema di inquinamento. Oltre ai 3 arrestati sono state indagate altre 11 persone. Le indagini avviate dai carabinieri e disposte dall'autorità giudiziaria con l'ausilio di intercettazioni avviate dai carabinieri si sono protratti per circa 10 mesi e hanno consentito di disegnare uno spaccato di micro e macro criminalità in ambito sociale, di emarginazione e degrado nel territorio di Licata, ma soprattutto nei centri di Ravanusa e Campobello di Licata, con riflessi sui comuni vicini. L'estrema pericolosità manifestata dagli indagati tratti in arresto emerge con assoluta evidenza dal possesso di armi da fuoco, dalla violenza e dal clima di intimidazione nei confronti delle persone offese, dall'occasionalità di alcuni episodi di reato contro il patrimonio, commissione di reati di rapina, nell'episodio di tentato omicidio con una spranga di ferro ai danni di un cittadino extracomunitario. L'autore, già noto agli inquirenti nelle indagini effettuate per essere anche uno degli autori dell'incendio doloso ai danni della ditta Omnia di Licata, si caratterizza per essere una persona di indole violenta che agisce in proprio ed altresì su mandato di persone in parte non identificate nella commissione di reati contro il patrimonio e la persona. Le indagini tecniche condotte hanno altresì consentito di attivare la collaborazione internazionale della polizia, che ha consentito di arrestare in Germania 2 persone di Licata condannati per gravi reati di estorsione con il famoso cavallo di ritorno a pene severe, uno dei quali già consegnato al nostro paese a seguito del mandato d'arresto europeo emesso da questo ufficio in fase di esecuzione. Le persone offese dalla maggior parte dei reati individuati sono persone appartenenti a fasce deboli della popolazione e cui beni e le persone sono sottoposte di fatto alla violenza controllata dei sindaci pregiudicati. Con causa di gran parte dei reati commessi e il bisogno spasmodico di alcuni degli indagati di approvvigionarsi quotidianamente di droga, cocaina, crack, di cui sono dipendenti per cifre che superano i 50 euro al giorno, con la necessità di pagare i debiti contratti e di procurarsi il minimo indispensabile per vivere. L'incendio alla Omnia di Licata sembrerebbe essere stato appiccato per un corrispettivo irrisorio su un mandato di persone allo stato ancora ignote. Nessuna collaborazione è pervenuta dai titolari dello stesso impianto Omnia di Licata.